era una sfida talmente difficile che non potevo non accettare. Se fosse stata più facile probabilmente non mi avrebbe motivato così tanto. E alla fine volevo dimostrare a me stessa che sarei stata capace di rientrare da qualcosa di veramente impossibile da fare, perché alla fine all'inizio era chissà se tornerei mai a sciare. Ehm, e quindi sinceramente all'inizio il mio pensiero è io voglio tornare ad avere una vita normale e, e ancora adesso lo è, perché comunque io non ce l'ho, non ce l'ho come prima. E quindi ecco, un incidente del genere comunque ti sei rovinato, la gamba per esempio. Ma l'idea di affrontare una sfida impossibile mi ha altamente motivato, e quindi l'idea di poter essere anche solo una delle portabandiere di questa spedizione mi ha ulteriormente motivato e, e ripeto, io non volevo chiudere la mia carriera così, su un incidente che mi aveva rovinato tutto.